a Ski Forum ISPO 2019 Fischer in compagnia di Marco David. Ciao! Buongiorno! E parliamo naturalmente delle novità 2019-2020 e di sci, esatto! Allora vi presento il nuovo mondo RH1, questo sci è fresco vincitore di un ISPO Award. La categoria RH1 unisce i due mondi All Round e All Mountain, quindi abbiamo 3 sci nella categoria All Round e 3 sci nella categoria All Mountain. Partiamo da questo sci pista, il RH1 72, che è uno sci in costruzione sandwich, quindi stratificato, anima in legno, estratto Titanal 08 che è visibile qua. In coda, in punta, abbiamo delle parti alleggerite, abbiamo questa struttura in Buffatex che viene presa dal mondo delle vele, che quindi dà leggerezza allo sci ma allo stesso tempo mantiene una buona rigidità torsionale. Questo è il modello All Mountain, è un 86 che indica la sciancratura sotto il piede, quindi è uno sci che ci dà comunque una fase di galleggiamento maggiore, uno sci sicuramente più versatile per diverse tipologie di pista e di neve. A completare gli sci Fischer, gli scarponi Fischer, andiamo a vederli. E vediamo quindi lo scarpone Ranger One che si abbina proprio a questo sci. Esatto, novità nella categoria scarponi alpino. Lo scarpone Ranger One riprende proprio il nome dallo sci RH1, quindi sempre mondo One. È uno scarpone che fa, diciamo, dei suoi punti di forza la versatilità e la comodità. Ha una linguetta con un sistema che si chiama Floating Entry, quindi abbiamo una calzata, un'entrata molto facile. Abbiamo lo sistema di ski walk che viene preso dal mondo freeride, molto comodo, che troviamo qua sul gambetto, quindi ci permette di fare sia brevissime salite di sci alpinismo, ma mantiene anche un'ottima performance in discesa. Come durezza andiamo dal 130 fino al 90. Altra nota che gli dà una comodità assoluta è la sola grip walk, che è premontata su tutti i modelli. Ovviamente si può cambiare con la suola classica alpina. E ora ci spostiamo a vedere altri scarponi. Passiamo allo sci alpinismo con lo scarpone Travers. Fischer presenta per la stagione 19-20 una nuova evoluzione della linea Travers. Dopo 3 stagioni di successo di questo scarpone, presentiamo un nuovo modello top di gamma, il Travers CC, dove la C sta per carbonio. Infatti la novità è il gambetto completamente in carbonio, che ovviamente dà un flex maggiore allo scarpone. Come scafo e come struttura dello scafo rimane invariato, quindi abbiamo un last 100, una calzata quindi molto comoda, un peso veramente molto ridotto a 900 e 930 grammi. Come sistema di chiusura abbiamo un gancio e il affermatissimo sistema BOA, che consente una chiusura molto progressiva e avvolgente del piede. La levetta di sgancio si trova qua dietro e come potete vedere qua abbiamo anche dei rinforzi in carbonio che danno comunque una maggiore rigidità laterale. E proseguiamo la nostra passeggiata nello stand Fischer e chiudiamo con il cavallo di battaglia per il freeride. Scarpone Ranger Free che è arrivato alla sua seconda stagione. Un chilo e mezzo di performance e di versatilità. Abbiamo un last di 99, quindi una calzata sicuramente molto comoda, 4 ganci e in questo caso sul modello top di gamma un flex di 130 che danno comunque un'ottima performance in discesa. Sistema ski walk sempre qua sul gambetto come sulla linea Ranger One. E abbiamo dei rinforzi, allora lo scafo e il gambetto sono in Grilamit con i rinforzi in carbonio sul gambetto. Sistema grip walk Vibram sulla soletta, ovviamente inserti Dynafit, quindi è montabile con ogni tipologia di attacco per lo sci alpinismo. Grazie Marco, ci rivedremo presto con altre novità su Ski Forum. Grazie, arrivederci.